Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, ragazzi, siamo al Mugello. E purtroppo altri problemi, peggior qualificazione penultimi, siamo in griglia. Non so più cosa dire, è veramente crisi piena della Yamaha e soprattutto di Valentino Rossi e Riri soprattutto del Comandone Veneziano. Andiamo, cerchiamo di fare la remontata. Vai ragazzi, Gran Premio di casa, Gran Premio del Mugello, tappa fondamentale. O si comincia a recuperare da qua, o cominciano a essere un po' cazzi. Gran Premio di casa, Barbera buggato, che palle. Prossima versione che acquisterò sarà sicuramente versione PlayStation 4, perché sono stufo di questi bug del PC, era un altro buggato. Passa la voglia di giocare vedendo ste robe però, eh. Buona partenza, finalmente una partenza degna di Vale, degna del Kuma. Ecco, qua però esternazzo puro, sbagliatissimo. Dai, Comendone, dai. Bravo Kuma. 11esimo, dai, stiamo recuperando. Siamo in rimontata. Qua il Kuma rischia un po'. Dai Valentino. Dobbiamo fare rimonta a 49 punti di distacco. Settimo posto non va bene assolutamente. Allora, qua ho rischiato anche il tamponamento. Dai, che li ho tutti quanti a portata. Li ho tutti a portata, dai. Sono tutti a portata di Vale. Niente, c'ho le curve mi vengono ma Madonna, mi sto incazzando. Madonna Beppe se mi sto incazzando. Male, due curve la chicane che di solito prendo bene, pesa malissimo. Proprio, siamo fuori fase, fioi. Meno male che non aspettando MotoGP, almeno mi sto un po' riallenando, perché fioi, mamma che disastro. Disastro purissimo. Occhio come. Dai cazzo, dai. Devo recuperare almeno altre 5 posizioni, perché se no, cioè, se perdo ancora così tanti punti alla fine, cioè devo vincere veramente tutte dopo, eh. Però vabbè, insomma, è un'aspettata MotoGP, non prendiamoci troppo sul serio. Dai, come? Abbiamo l'innominabile davanti, abbiamo l'innominabile. Qua ho rischiato un po' l'autista Ian e Patatone. Niente da fare, faccio un sorpasso e lo riprendo e mi riperdo subito la posizione. Guarda che roba, guarda che roba, guarda che roba! Mamma, che disastro! Cioè non ci siamo proprio. Scambi con Crutchlow. E siamo ancora noni, siamo ancora al nono posto. Qualcuno rischia. Ottavo. Ma le posizioni che contano sono molto molto lontane purtroppo. Sesto posto. Abbiamo un giro per rimontare ancora qualcosa. Giro record di Marquez. Niente, Marquez se ne sta letteralmente andando purtroppo. Se le vince tutte Marquez sarà un vero vero problema. Giro record di Rossi, pazzesco, il potenziale c'è. It's incredible come, it's incredible. E che 3 giri sono veramente pochi. Almeno qui. No, no. Ma no, figlio, veramente un disastro dopo l'altro. Non ne va una, non ne va una giusta. Mamma mia che brutto mondiale.
Fino adesso veramente un mondiale orribile, Horribilus, uno dei peggiori in MotoGP per il veneziano, anche se Valentino Rossi però lo sto guidando io. Mai andato così male, fino adesso. Dai però. Almeno quinto era, diciamo, un po' meglio, prendiamo qualche punticino, invece addirittura... No, no, quindi tutti quelli davanti a me prendono punti, cioè, boh. Guarda, l'ho rischiata. Dio, Dio santo. Dai. Anno horribilus. Non ne gira più una, ragazzi. Non ne gira più una. Sarà durissima adesso, sarà veramente dura sperare di vincere il mondiale. Mamma mia che imbarcata. In ottavo posto a meno 61. Non ci siamo, raga. Un saluto al comandante veneziano. O ribaltiamo dalla prossima, o questo mondiale sarà un mondiale veramente orrendo. Aspettando MotoGP 2015, altro che aspettando. Qua mi devo frustrare per questo mondiale veramente sottotono. Ciao!